Siamo venuti a visitare questa zona perché qua c'è un vino meraviglioso e c'è un'aria fresca, pulita, spettacolare, e c'è un castello da sogno. Siamo qui da dei nostri amici che sono i proprietari del castello, che sono Massimo Colombani e sua moglie Ivana, e in più, siccome sto finendo di scrivere il mio prossimo film, sto guardandomi attorno per vedere se questo potrebbe essere la location giusta dove poterlo ambientare. È bellissima l'atmosfera, le montagne, questo verde, e poi in questo periodo dell'anno si sta anche un po' freschi qua. È vero. Ho colto e accolto volentierissimo, con gran piacere, l'invito di venire qui a Castelbrando, anche perché, come ha detto lui, insomma, si sta guardando attorno, e devo dire che è un posto spettacolare. Io amo molto questa zona, non sono mai venuta proprio qui, conosco bene Follina, conosco i vari Col San Martino, insomma la zona la conosco, anche perché poi si sposta un pochino più là, c'è il Prosecco, la zona del Prosecco, anche questa mi sembra sia zona del Prosecco, più o meno. Comunque siamo in quest'area. Io poi ho una grande passione per i prodotti della mia terra, e quindi insomma è una zona che poi vedo e espando anche proprio le visite molto volentieri. Qui è un sogno, Castelbrando è per me un sogno. A me piace proprio pensare e vedere la televisione come punto di intrattenimento pieno, per quanto mi riguarda. Ma anche per quanto ti riguarda non è soltanto intrattenimento, ma è anche divulgazione, anche una denuncia anche sociale, insomma, visto che hai scritto anche molte fiction e comunque film per la TV, sia storici ma anche poi di denuncia o comunque di divulgazione. Guarda, ad esempio l'ultimo, I fantasmi di Portopalo, mi sembra che sia, certo, o L'oro di Scampia. Sì. Quando si riesce a mescolare l'intrattenimento anche a fatti di cronaca o a raccontare un pezzettino della nostra storia. Guarda, ad esempio appunto il Trilussa, la scalata il K2, i martiri di Fiesole. Ecco, vabbè, diciamo che mi sta intervistando. Diciamo che sono molto attratto alle storie che hanno reso grande il nostro paese. Noi ci siamo conosciuti, ci siamo ritrovati grazie appunto ad una fiction, e comunque c'è stata prima una fiction, okay. E poi lì ci siamo rincontrati, e poi un film. Lui ha scritto questo film che è Breve storia di lunghi tradimenti, e io ho fatto una parte molto carina, facevo un cameo, la moglie di Pannofino, e l'ha scritto lui, e quindi è stato anche divertente. Poi sì. E poi, però è anche difficile, devo dire, perché avendo lui comunque sceneggiatore, adesso ha cominciato anche la sua attività e carriera come regista, poi è un po' difficile far l'attrice, lavorare in qualcosa di suo, perché è ancora più severo. QDP News, un saluto bellissimo, mi raccomando, seguite, guardate molta televisione, guardate tanto cinema, e comunque guardateci. E vivete anche il vostro bellissimo paese. Sì. Un appello appunto a QDP News, ne approfitto: a fine settembre uscirà un film al cinema dal titolo Chi m'ha visto, andatelo a vedere, spero che vi piaccia. Chi l'ha visto, chi m'ha visto, lo vedremo. Grazie. Ciao.